grande imprenditore che ha donato però gran parte del suo tempo a fare associazionismo, nell'ambito della sua associazione di categoria. È stato anche di recente rappresentante di Assosport in Europa. È tutto lo sport system tra i primati del Veneto. C'è anche questo, cioè che abbiamo non solo tantissime imprese, ma tantissime imprese qualificate, in alcuni settori siamo leader nel mondo. Dove ci siamo incontrati io e Luca? Noi ci siamo incontrati proprio nei tanti momenti di confronto, anche pubblici, dove poi, al di là di quello che vai a dire in un convegno, vai a fare, ti trovi sui problemi veri. Allora lui doveva fare grandi investimenti e li ha fatti. Mi chiedeva che strumenti ci sono nella regione, ma guardate, non mai per avere finanziamenti. Che strumenti ci sono per rapportarmi con l'università? Era la sua domanda principale. Perché io ho bisogno di ricercatori, ho bisogno di ragazzi giovani. Poi, come facciamo a... E anche lì la domanda, non quella che normalmente uno si aspetta fatta da un politico. Vorrei aumentare la pratica sportiva nelle scuole, che contributi ci sono? No, come facciamo per le famiglie? Perché lui è uno tra i più dinamici imprenditori del nostro Veneto e il secondo, diciamo, punto che abbiamo definito è che Amo il Veneto sostiene l'impresa e il primato del lavoro. E intanto grazie Luca di essere qui perché so le corse che fai. No, grazie a te e grazie a tutti per ascoltare questo mio intervento che non vuole essere assolutamente un vademecum di quello che bisogna fare, ma io porto la mia esperienza perché penso che in questo momento qua, e io conosco Elena da tanti anni, e appunto abbiamo discusso, ho anche fatto le mie critiche come sempre faccio, perché dico quello che penso. Ritengo che oggi come oggi per fare impresa non sia un'invenzione. Fare impresa vuol dire lavorare e quindi forse ci siamo dimenticati di quello che è il concetto dell'imprenditore o di colui che gestisce l'azienda. Non è un ladro, non è un delinquente. Chi gestisce l'azienda è chi lavora e grazie a questo lavoro, magari con qualche invenzione, con una squadra, riesce a inventarsi qualcosa. Quindi io nella mia esperienza imprenditoriale e manageriale non ho fatto altro che lavorare. Lavorare con un obiettivo, quello di non fermarsi mai e di portare avanti dei valori, i valori che sono del Veneto, come diceva Elena, e come penso tutti condividiate, con una differenza, il fatto che io sono veneto, il mio cognome lo testimonia, eccetera, le origini e quant'altro. Ho avuto la possibilità di lavorare in giro per il mondo. Giro il mondo ovviamente tanto perché l'azienda per fortuna va molto bene. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel Veneto io ritengo che ci siano delle capacità, e lo porto anche a livello nazionale in Confindustria come ruolo che ho, ci sono delle capacità che poco siamo capaci a pubblicizzare. E dico questo perché? Perché ne sono convinto vedendo quello che ho fatto, non io, ma quello che ha fatto la mia azienda, la mia squadra. Cioè noi ci siamo inventati un lavoro prendendo un'azienda che purtroppo andava male come tante aziende perché c'era la crisi e l'abbiamo convertita in un'azienda che oggi io ne vado molto fiero, ovviamente orgoglioso, ma siamo i primi in Italia e i quarti in Europa e a differenza di tante altre aziende abbiamo la fortuna che sono i clienti che ci chiedono per favore di lavorare piuttosto che noi andare a cercare i clienti, che non è una bella cosa perché prima o poi può cambiare, quindi non rinunciamo mai. Ma in questo mi sono accorto che non siamo capaci, io non sono capace, quindi lo posso un po' portare al Veneto conoscendo tanti imprenditori, non siamo capaci di far vedere, senza farci pubblicità, ma di far vedere quello che siamo capaci di fare. Uno, non siamo capaci di fare veramente squadra e non facciamo squadra, non facciamo sistema. E questo forse è dovuto alla cultura che ho io, in prima persona, e cioè il fatto che la priorità numero uno la mattina quando mi sveglio o quando vado a letto la sera è quella di lavorare, portare avanti l'azienda e a testa bassa portare avanti i risultati, i dipendenti, eccetera. Questo però comporta il fatto che non c'è tempo per fare associazionismo, non c'è tempo per dedicare qualche parte della giornata a fare sistema e nel fare sistema a far vedere quello che siamo in grado di fare. Io ho imparato questo anche a mio scapito, nel senso che ci sono concorrenti che hanno provato a portare avanti qualcosa che non era niente di significante, ma che in un primo tempo hanno avuto dei enormi vantaggi rispetto al sottoscritto. Poi noi, con l'arte del fare, l'arte del lavorare dalla mattina alla sera, invece poi tutti i clienti hanno visto quello che siamo in grado di fare. Io ritengo che sia necessario in questo momento non un cambiamento, ma una riflessione e una dedizione di tempo da parte nostra.
Cioè, mi metto in prima persona, l'ho fatto, l'Elena lo sa, come associazionismo imprenditoriale, l'ho fatto per il mondo dello sport perché io, DNA mio, io devo fare sport, DNA mio, io mi sento... Quale sport? Beh, io ho fatto rugby, non c'è l'ex rugbista, nel rugby si è rugbisti per una vita. Applauso! Abbiamo un sacco di rugbisti qui comunque, sì, sappiate. sì. C'è anche il mio compagno di squadra qua intorno, ma non lo faccio vedere, eccetera. Ma rugby perché? Perché ho imparato a fare squadra, ho imparato sacrificio e io ritengo che lo sport sia fondamentale per i giovani di oggi, perché i giovani di oggi, tu lo dicevi prima Elena, Facebook è la prima cosa, Instagram, Twitter, eccetera, e dedicano più tempo. Io ho un figlio di 16 anni che dedica tempo a questo, però gioca a rugby ovviamente, perché non può fare altro sport, ma questo qua porta a una distorsione della realtà, porta a non capire la differenza fra una frase che passa, e sappiamo tutti che in Facebook o in qualsiasi altro sito passa, dura 1 minuto, 2 minuti, poi ne c'è un'altra. In realtà poi le aziende invece, e io parlo del lavoro delle aziende, si fanno e continuano per una vita, 2 vite, 3 vite. Questo è l'obiettivo. Questa è la grande differenza. Allora io ho la possibilità di assumere tanti giovani, ne ho assunti circa 90 quest'anno in azienda e vi assicuro che la difficoltà più grande che c'è in questo momento è farli riflettere su cosa vuol dire dedizione al lavoro e alla qualità della vita. Perché non vuol dire che devono lavorare, io anche se lavoro 16 ore al giorno, è una mia scelta. I giovani devono scoprire il mondo, quindi devono lavorare e devono avere il tempo. Però sentirmi rispondere tante volte da alcuni ingegneri, da alcuni periti, da alcuni diplomati, eccetera, che io ho assunto e che restavano a casa perché non esiste per loro che dopo le 6 del pomeriggio devono stare lì per completare un lavoro. Non sto dicendo una cosa che riguarda me, ma è una cosa generale. È più facile trovare l'eccezione di quello che non fa questa riflessione piuttosto che trovare la generalizzazione delle cose, che è questa. E quello che sta succedendo in Italia, secondo il mio modesto punto di vista, è proprio questo. Cioè, troppa attenzione a un qualcosa che è passeggero rispetto a quello che sono i fondamentali di una nazione come l'Italia. E all'interno dell'Italia il Veneto, io ovviamente non solo perché sono veneto, ma perché l'azienda c'è in Veneto, produco in Veneto e ne vado altamente fiero, quello che riusciamo a fare non lo fanno in giro, almeno in Europa. In America sono ancora più indietro per il mio settore, per cui posso dire con orgoglio che ciò che si fa nel Veneto non si riesce a fare all'esterno, ma non riusciamo a portarlo perché i giovani guardano sia all'azienda, guardano al lavoro, ma poi sentiamo i programmi. Tu sai Elena cosa ne penso io di reddito di cittadinanza, che mi viene difficile dirlo, però fondamentalmente è un sostegno al non lavoro, a differenza del supporto alla povertà, che è una cosa diversa, e tu lo sai con quello che abbiamo fatto per portare i ragazzi a fare sport, cioè tutti devono avere la possibilità di vivere nella nostra società. Purtroppo chi è fortunato può far tutto, chi è meno fortunato non riesce. Noi abbiamo una funzione sociale, imprenditori, manager o quant'altro, di aiutare chi non può, per vari motivi, a provare a fare qualcosa. Invece dare un qualcosa a personaggi che non hanno voglia di fare, o che, io parlo di azienda, qualcuno che ha 2 figli e che ovviamente avendo 2 figli, guardo lui perché ne abbiamo parlato prima, ma un certo ministro dice che avendo 2 figli tu hai diritto a 1.600 euro di reddito di cittadinanza, io a un operaio ne ho assunto, do 1.400 euro e quindi automaticamente ho la conclusione automatica che se un mio operaio ha 2 figli sta a casa perché gli ovviamente, e noi non creiamo il futuro, distruggiamo il presente, che è una cosa completamente diversa. Per creare il futuro dobbiamo prima farci l'esame di coscienza e ripeto, mi faccio anche un mea culpa, cioè dobbiamo dedicare più tempo a questo, quindi questa iniziativa di Elena per me è eccezionale, se riusciamo a fare veramente sistema non in forma pubblicitaria ma in forma di evidenza dei fatti e con questa evidenza dei fatti portare i valori che ci rappresentano come Veneto, come aziende, come studenti, come università, tutti i valori che abbiamo, portarli un attimino a sistema per fare rete e con questa rete andare finalmente da chi di dovere e dire adesso basta. Questo è il mio punto di vista. Grazie Luca, grazie di cuore. Perché quello che hai detto
In particolare sul tema del lavoro, qui in sala ho molte persone con cui io lavoro seriamente perché loro, serissimi, l'evidenza dei fatti di cui dici, cercano di ragionare proprio per dare a quei giovani, e parlo in particolare del mondo della formazione professionale che è un'eccellenza nella nostra regione, che forma non solo degli ottimi collaboratori per l'azienda, ma dei ragazzi che cambiano quando entrano in prima superiore, dopo la devastazione della scuola media, su cui dovremmo fare una riflessione vera, perché notate solo che tutte le riforme della scuola hanno riguardato o la scuola primaria o la scuola superiore. Sulla scuola media, che è il vero momento di difficoltà, e questo mi aiuta per poi, dopo che ti ho fatto un'ultima domanda, passare a Morena Martini, che è docente. Proprio sulla scuola media noi abbiamo le grandi difficoltà e guardate, arrivano nel mondo della formazione professionale, io intanto li vedo, faccio questa riflessione spesso con i formatori che sono qui, che sono devastati, poveri. Cioè un ragazzo non è cattivo, è buono per natura. Quello che lo rende arrabbiato, deluso, sono le sconfitte, sono messaggi sbagliati che gli vengono dati, sono famiglie che sono in difficoltà e dentro il mondo della formazione professionale si opera un miracolo. Ma sapete qual è il miracolo principale? Quello delle regole. Lo dicevamo ieri sera, ero all'inaugurazione di un'azienda che ha dato com'era Paolo, un laser, marcatura, una laser automatico di una grande azienda vicentina che ha donato ad una scuola, accade spesso nelle scuole della formazione professionale, un proprio macchinario, lo dico agli imprenditori che sono qua che so che lo fanno. Ebbene, il valore principale è quello del lavoro. E lo dico perché oltre al reddito di cittadinanza c'è un'altra cosa che questo governo sta facendo, sta togliendo l'alternanza scuola-lavoro. Allora io a te dico, ma che cosa, cioè questo approccio che è quello di risolvere il problema del lavoro con il reddito di cittadinanza, l'hai già detto, ma con il fatto che non si deve rispettare il mondo dell'impresa, beh, hai ragione tu, dobbiamo fare più sistema perché questi sono i messaggi che dobbiamo far passare. Sì, tu sai cosa ne penso della scuola, ci siamo confrontati diverse volte, cioè noi abbiamo un sistema scolastico italiano, parlo da imprenditori in questo caso come azienda, che purtroppo non si è aggiornato, per vari motivi. Okay? Siamo stati anche noi forse non bravi ad esprimere a chi di dovere come dovevano aggiornarsi per seguire invece l'evoluzione industriale. E quindi io faccio sempre su mea culpa perché da questo posso capire cosa posso migliorare. La scuola è fondamentale che interagisca con tutto il mondo del lavoro, cioè ricordiamoci che viviamo di lavoro. L'economia, il PIL o quant'altro che stiamo ragionando, adesso parlano di questo buco da 5 miliardi, ma come se fossero noccioline, okay, in realtà si tratta di prodotto interno lordo, si tratta di fatturato delle aziende che manca, appunto, se manca fatturato manca lavoro, non ci sono altre considerazioni. Se la scuola non si integra con l'azienda non si evolve e se non si evolve l'azienda non c'è più lavoro. Ma se la scuola non si integra con l'azienda, sforniamo sempre più giovani, parlo anche per chi, come sottoscritto, ha un figlio di 16 anni che sta studiando, giovani che poi si trovano a girare i pollici e a navigare sui siti. Benissimo che navighi sui siti nel tempo libero, non per tutta la giornata. L'alternanza scuola-lavoro, io appena è partita in Veneto, eccetera, penso di aver avuto in un mese 19 ragazzi all'interno dell'azienda. La cosa più difficile è stata gestirli, ovviamente, perché ragazzi giovani che venivano in azienda. Ma è fondamentale che non che ci sia, ma che venga cambiata e rinforzata. Cioè, se i ragazzi durante i 5 anni di superiori non entrano nelle aziende, nei posti dove dopo un domani potranno andare a lavorare, non capiscono cosa stanno studiando e perché stanno studiando. Quando dicevi la scuola media, insomma io quando ho fatto la scuola media ero proprio, mi tenevo un bambino, che ai superiori forse ha iniziato a ragionare. Oggi sono molto più maturi alle scuole medie e quindi le scuole medie iniziano a decidere cose che poi condizioneranno il loro futuro. Se poi le superiori non entrano in contatto col mondo che dovrà essere il loro mondo del lavoro, ma non possiamo chiederci dove andrà l'Italia. All'estero lo stanno già facendo, all'estero vivono nelle aziende in Germania, ma all'estero dietro casa, cioè in Germania, il nostro concorrente principale, anche se industrialmente meno sviluppato, come tu sai che io penso, l'integrazione e l'alternanza è il DNA del percorso formativo di qualsiasi percorso scolastico. Non è un'alternativa, è fondamentale, perché non vedo alternative. Non vedo alternative anche perché ricordiamoci che la Germania, che in questo ci insegna come percorso scolastico,
Vi dico solo una cosa, poi chiudo perché sennò porto via troppo tempo. Non so se lo sapete, ma noi abbiamo Made in Italy, no? Io vado orgoglioso del produrre in Italia, ma sapete perché non possiamo scrivere Made in Italy? Perché la Germania si è opposta a questa norma europea del Made in. E c'è un unico motivo: hanno fatto sistema, hanno fatto lobby, sono andati a Bruxelles e i loro rappresentanti a Bruxelles hanno bloccato tutte le iniziative fatte anche dall'Italia per questo. Perché? Perché la loro più grande industria è l'industria automotive. Peccato che nell'auto il 70% dei componenti delle auto tedesche sono fatti in Italia e quindi non potrebbero scrivere Made in Germany, dovrebbero scrivere Made in Italy, perché la predominanza dei componenti è questa. E loro sono quelli che hanno già sviluppato un sistema scuola, azienda, completamente diverso dal nostro. Quindi sono più avanti in una cosa ma restano più indietro. Abbiamo ancora poco, secondo me, di vantaggio. O ci svegliamo o ci dobbiamo svegliare a un certo punto. Grazie Luca.